Le ultime due vittorie consecutive contro Niscemi e Vittoria hanno rinvigorito il morale del Giare, che regionale affronta l'ultima giornata di campionato con l'obiettivo di difendere il fattore campo nel play-out che disputerà per difendere la categoria. Avversario odierno è la Messana, che è rimasta tagliata fuori dalla lotta play-off a causa dell'ultimo KO arrivato per mano dell'Atletico Catania 94. Mister Lovito non può contare sugli indisponibili Sciacca e Miceli, acciaccati piedestano che vanno in panchina così come Tosto. Il tecnico dunque schiera una formazione inedita per uomini. Davanti al russo giocano la rosa Sciacca e Petrella. In mediana Lemura e regista, Finocchiari e Musarra mezzali, Migneco a destra e Mascara a sinistra. In attacco il duo confermato è Ankovic e Tornitore. Avvio intraprendente del giallo-blu, Lemura verso Petrella. In verticale nella zona di Ankovic, il tacco per Finocchiaro, subito per Tornitore. Tornitore calcia dal limite, blocca Lussetti. Punizione dalla sinistra per i padroni di casa, sul punto di battuta c'è Sciacca che va morbido verso la porta, tocca Giorgetti che beffa il suo portiere, la palla entra in rete, Sciacca porta in vantaggio il Giarre, il suo primo gol stagionale. Ankovic lavora a sparare alla porta e scarica su Finocchiaro, apre a destra per Migneco, il cross sul secondo palo per Mascara, la sponda per Ankovic, Ankovic si gira, il destro, salva della guardia sulla linea. Un altro piazzato per i giarresi, Lemura tocca per Sciacca che calcia ancora in porta, deviazione della barriera, raccoglie Mascara, all'indietro da Lemura. Lemura avanza palla al piede, Lemura prova dalla distanza, super parata di Lussetti che si salva con l'aiuto della traversa. Alza col passare dei minuti il baricentro alla Messana, Catalfamo va al cross, sbaglia tutto però, recupera Finocchiaro che lancia il contropiede di Ankovic, scatta anche Tornitore, è un 2 contro 2, prova a recuperare Catalfamo, Ankovic avanza, vede lo smarcamento di Tornitore, lo serve in area, atterrato la della guardia e calcio di rigore netto per il Giarre. Dal dischetto va Ankovic che spiazza Lussetti e firma il raddoppio, 12 in campionato per Luka Ankovic. Provano a scuotersi gli ospiti, angolo di Catalfamo, sul secondo palo stacca Cannavò che sotto porta manda sopra la traversa. Finale del primo tempo, Rizzo a sinistra per Genovese, punta Migneco, rientra sul destro, poi calcia in porta, si distende Russo e risponde presente. La ripresa si apre ancora con la messa in avanti, lancio di Rizzo per Genovese, ottimo lo stop, poi accelera, Genovese entra in aria, cerca spazio per calciare, murato dalla Rosa, alimenta l'azione Pannitteri, si lotta al limite, poi la rasoiata di Gazzè, grande intervento di Russo, la Rosa per Migneco, si appoggia su Finocchiaro, di prima per Ankovic, torre sempre per Migneco, interviene Giorgetti, Migneco gli porta via la sfera ed entra in aria, uno sguardo e mezzo, il cross per Tornitore che da pochi passi spara alto. Primo cambio per Mister Lovito, fuori la Rosa, dentro Caltabiano, 67esimo, Verdura allarga su Agolli, traversone lungo sul secondo palo, tocca Migneco, poi Gheie, si alza un campanile, la mette giù Genovese che esce dall'aria e punta Caltabiano, Genovese il cross che diventa un tiro e si infila in rete, la firma è di Genovese che accorcia le distanze per la Messana. Forse fresca dalla panchina per i giarresi, dentro Garozzo e Pietra che prendono il posto di Busarra e Migneco. 11 minuti alla fine, Sciacca alza la testa e va in profondità nella zona di Tornitore, tocca Verdura di testa, Tornitore anticipa l'uscita del portiere, Tornitore a porta vuota, deposita in rete il 3-1, Vincenzo Tornitore, terzo gol nelle ultime due partite, chiude i conti il Giarre. Un'altra vittoria, la terza consecutiva per il Giarre che chiude così nel migliore dei modi col morale alto il campionato. Il successo odierno era fondamentale per blindare il fattore campo nei play-out e permette anche ai gialloblu di guadagnare una posizione in classifica. Play-out che si giocherà quindi al regionale contro il Rosmarina in gara secca con due risultati su tre a disposizione per mantenere la categoria. Servirà una prestazione di livello, di attenzione e di concentrazione per raggiungere l'obiettivo della salvezza davanti al sempre presente pubblico giarrese.